in vetrina, se non ricordo male. Sì, questa dovrebbe essere la terza volta. È la terza volta, quindi avete fatto tutto, la vetrina fuori out, vi mancava sotto. Ah, sotto l'avete già. Fatto, sì. Vi manca forse la piazza proprio, quella proprio Piazza fuori. ci manca, sì. Quella vi manca. Vabbè, adesso c'è tempo, quando poi tornerete, adesso poi raccontiamo tutti, ma signori e signori, io vorrei un grande applauso per i PIC. Senti che roba, senti che roba, senti che roba. Allora ragazzi, io ho sentito cose grosse su di voi, adesso non vorrei, come dire, come si usa a dire adesso, anticipare, o meglio spoilerare tutto, però forse siamo qua apposta. Noi siamo qua apposta perché vi esce venerdì questo nuovo EP e noi abbiamo la possibilità di ascoltarlo in anteprima dal vivo. Assolutamente sì. Almeno come si intitola? Che mi avevi già detto, però poi mi dimentico. Si intitola Hiding Places. Ah, e mi hai anche detto che significa, io lo traduco per quelli come un po' più maccheronici, nascondigli, signori e signori, i nascondigli dei PIC. Con che cosa cominciamo? Con gli oggetti che mettete nei nascondigli, quello è un concept. Andiamo in ordine. In ordine. Il primo pezzo dell'EP si intitola 7878. 7878, ladies and gentlemen, the PIC. Days of the night, you must smile.
Pick, ovvero pawn in chess, che sarebbe una cosa con gli scalpedon, me lo ricordo perché a forza sai ripetite Juventus, quindi io alla fine ospitandovi regolarmente e sentendovi crescere sempre di più, lasciamelo dire Carlo, perché qua come dire, alla fine in qualche modo forse anche noi qui nel salotto abbiamo contribuito a questa ascesa, perché adesso dite so che andrete a suonare al Whisky a Go-Go, che è quel locale che sta a Los Angeles, quello famoso. Sì, dove andava Jim Morrison, Doors, Led Zeppelin, Janis Joplin. Adesso io infatti prima scherzando ho chiesto a qualcuno di voi si è affiliato a Scientology, cosa avete fatto? Cosa è successo? La batterista, siete diventati dei Scientology. No, perché è una cosa, come dire, bellissima, ma noi qua da Torino dici com'è possibile, come fai a riuscire a raggiungere? A voi com'è andata? Brevemente Carlo, se vuoi. Se avete spedito una cassetta, no? No, non si usa più. Diciamo, ci sono una serie di attività a Los Angeles organizzate dalla casa discografica per cui abbiamo registrato l'EP che uscirà venerdì. Sì, no, che abbiamo già detto, ma noi lo ripetiamo. Hidden Places, ormai l'ho imparato pure io. E quindi andremo qualche giorno a Los Angeles, andremo al NAMM, suoneremo al Whisky a Go-Go appunto, andremo a registrare qualche pezzo in uno studio che si chiama Steakhouse Studios, dove fino a poco tempo fa era di proprietà di Steve Lukather dei Toto, quindi siamo contenti, tanta roba tutta assieme. E allora diciamo com'è che si chiama questa etichetta discografica? Perché... Volcano Records. Volcano Records, mica da buttare. Direi proprio di no. Mica da buttare. Benissimo ragazzi, quindi siete carichissimi. Quando è che andrete a fare questa cosa, diciamo, Trans-Ocean? Allora, la data al Whisky a Go-Go è il 22 di gennaio, però noi saliremo già chi il 17, chi il 18. Sì, già che ci siete, fatevi una settimana, state un po' tranquilli. Qualche giorno lo c'è. Vabbè, noi insomma immaginiamo che siete tutti già proiettati lì, quindi siete caldissimi e stasera presentate però in anteprima qui. Prima di andare a Whisky a Go-Go, sono venuti al salotto, giustamente per noi è un piacere, si meritano un applauso in più, perché cioè io veramente ve lo faccio io a voi. Prima di andare a Los Angeles passate qua dal lab perché lo sai che ti vogliamo un po' a casa ma è reciproca come qua. Allora adesso proseguiamo in questo meraviglioso nuovissimo EP. Quello era il primo pezzo, sarete caldi della scaletta. Il secondo come si intitola? Il secondo si intitola On White Feet. On White Feet. Smell of glue and swelling into the hand.
i PIC. Allora Carlo, io ti prendo diciamo da portavoce perché diciamo, però adesso presentaci tu il resto della band, tu giri con due donne, sei molto invidiato nel giro del rock. Impegnativo, ma È impegnativo, è chiaro, è impegnativo immagino di sì, però diciamo anche i suoi pro. Assolutamente. Da chi No, no, comincio? Hai preferenze? No, io adesso non vorrei creare disguidi nella Andiamo band. in ordine dal lato palco. Dai, allora, vai. la batteria abbiamo Simona. Suona la batteria e canta anche. Ah sì, canta. giustamente, ti chiedo scusa. Come Phil Collins. Ecco. Invece voce principale e chitarra abbiamo Giulia. Vabbè, allora lo presento io, voce e basso. Carlo, perché io so che adesso mi sembra di aver capito che per questo EP la cosa sarà che loro non devono parlare per creare questo alone di mistero e parli solo tu, se non ho capito male, No, è così. no. È più un'abitudine. È un'abitudine, no, ma io capisco, poi non sai, sono dinamiche, Puoi provare a coinvolgerle. Posso provare a coinvolgere, vabbè, magari col prossimo brano adesso, perché se no adesso mi sono emozionato, non facciamo adesso. Col prossimo, con quello che viene dopo. Adesso cosa c'è? Adesso c'è il nostro bluesettone per spezzare un po'. Sì. E si intitola Morning Lust. Morning Last, i PIC.
just wanna show all my loving, all my loving, all my loving, all my loving to you. Grazie. Grazie. Il PIC qui al salotto. Allora, dicevamo che tra un poco più di un mese sarete, diciamo, a Los Angeles. Giulio, tu sai che sei una di quelle che corre il rischio di andare a Los Angeles e spendere una fraccata di soldi in chitarre, perché poi lì arrivi il paese dei balocchi. Hai già puntato qualche negozio di chitarra? No, ancora no. Brava, tieniti lontana da queste cose. Aspetterò a tempo debito e mi porterò pochissimi soldi. Brava, che poi, però il rischio sapete che esiste, poi uno arriva lì e hai visto tutto, non so se siete già stati a Los Angeles voi, vi parla uno che non c'è mai stato, quindi chiaramente posso dirlo, no? Posso parlarne con una certa familiarità, però ecco l'idea che mi sono fatto, c'è qualcuno come me che non c'è mai stato a Los Angeles, se tutti diciamo sarà un battesimo. Io non sono mai Vabbè, quindi assolutamente dobbiamo avervi poi a febbraio qua, dovete raccontarci com'è andata, chi si è perso in qualche localaccio, chi ha fatto qualche roba. farmi vedere anche nuovi strumenti, tra l'altro. Chi lo sa, vediamo. Va bene, chissà quante nuove avventure, però abbiamo detto c'è un EP che sta per uscire, esce venerdì, stiamo facendo la scaletta giusta proprio Giusta, proprio in ordine. precisi, come fossimo degli ingegneri del suono. Il quarto brano è di nuovo un brano un po' diciamo più arrabbiato, come si intitola? Sì, è proprio Hiding Places, quindi di qui il titolo dell'EP. Hiding è Places. abbastanza arrabbiato. Quindi questo qua diciamo, come si dice, la title track, no? È È il nostro pezzo un po' pazzo questo. questo è il pezzo pazzo, signore e signori, Hidden Places, sentiamo. There was a time when all I wanted was a warm embrace. Don't think it clocks always means of my days. Time season change where my hair was on the way. Time hiding places were locked with a key. But now it's not you see, it's getting face my deep. Time my property, stuck in a one day along the street. There was a time when all I wanted was a family. A time control air condition, it was so easy to reach. Don't I know my friends and often happen always free. Don't I come on face and me be who I want to be. Now it's not you see, it's getting face my deep. Don't my property, stuck in a one along the street. When the sunlight goes down, Valentine as the after road, standing round the quiet place, standing being at home. On the wall of branches this street, they become my wardrobe. Looking that all in the wall, I feel this bone that must be when it's down. Time being me, I need a home, I need a nest to survive, brain lie me to rest. Now it's not you see, skinny face my deed. That my property, stuck in a one day along the street. When the sunlight goes down, finding team as the after road, shining round the quiet place.
Questo era un pezzo veramente ostinato, proprio un ritmo ostinato, un brano. Un pezzo pazzo. Mamma mia, anche difficile, diciamo energico. Adesso da qui, da qui al Whisky a Go-Go, che è un po' come una finale di Champions League, dovete allenarvi. Quante prove dovete fare a settimana? Un paio di Abbiamo forse 3. 3, no? È chiaro, bisogna arrivare belli precisi e questo è uno di quei pezzi che bisogna essere proprio allenati, se no a metà ti viene una sincope sulla mano, rimane ferma di così. Va bene, allora abbiamo presentato in anteprima questo EP che abbiamo insomma già detto, ma ricordiamolo, uscirà ufficialmente questo venerdì, il 6 dicembre. 6 dicembre su tutte le piattaforme. Spotify, iTunes Music, Amazon Music, Deezer, YouTube, ovunque. Dappertutto, ci sarà dappertutto, quindi disponibile ovunque. Hidden Places, come si chiude questo EP, come chiudiamo anche diciamo, questa vostra apparizione qui al Salotto? Si chiude col secondo singolo, tra l'altro su YouTube c'è il lyric video e si intitola Red Moon. Luna rossa, sarebbe. Esatto. Mamma mia. Red Moon, signore e signori, i Pic. Maybe someone's looking for metal radio say so. No way we're down today, and what I'm waiting for. Looking for something, looking for God on expedition, no matter what. Waiting for something, waiting for God on expedition, no matter what. Come and see the red moon. Come and see the red moon. Come and see the red moon. Come and see the red moon if you want. See the red moon if you want. See it. If you want, see the red moon if you want. See it. Up and down, sky the ground from a twisted mind. No way we're down today, and what I'm waiting for. Looking for something, looking for God on expedition, no matter what. Waiting for something, waiting for God on expedition, no matter what. Come and see the red moon. Come and see the red moon. Come and see the red moon. Come and see the red moon if you want. See the red moon if you want. See it. If you want, see the red moon if you want. See it.
che finalone, che finalone. Grazie mille, un grosso in bocca al lupo ai PIC, veramente un grosso in bocca al lupo per queste cose che arriveranno, vi diamo un arrivederci. Grazie a te, Mao. E diamo chiaramente un arrivederci anche all'altra band, a The Black Lava, e ringraziamo, un applauso anche per loro. Alla parte tecnica Sergio Olivato e Danilo Samà che ci segue da Bruxelles, ringraziamo tantissimo il Lab che stasera ci ha fatto anche proprio una scena di quelle con i fiocchi, quindi tante belle cose e non ci resta che mandare la sigla, siamo pronti Sergione, sigla! Corto.